Nessuno tocchi San Calogero, lo sostiene l'Associazione dei Volontari di Strada, che prende una netta posizione relativa alle limitazioni imposte dalle norme sulla sicurezza e che in una nota afferma di avere raccolto il grido di dolore delle fasce economicamente più deboli, che esprimono come questo nuovo corso possa avere alterato il valore della festa più attesa dell'anno dalla totalità degli agrigentini. Baciare il santo, salire sul fercolo sin quasi a parlargli, ringraziarlo per le grazie ricevute, sostare per ore sotto il sole cocente lungo la scalinata per attendere l'uscita, benedire, lanciare, distribuire i classici muffuletti rappresentano non solo semplici emozioni e gocce di gioia, ma anche la testimonianza di una profonda e assoluta devozione verso il monaco Calogero. Per 2 edizioni continuano i volontari di strada, quelle del 2021 e 2022. I fedeli agrigentini non hanno potuto godere appieno, causa la pandemia, dei momenti più suggestivi della festa, rispettando le disposizioni di legge. Ma oggi è un'emergenza sanitaria oramai superata, imporre prescrizioni secondo i volontari di strada e disposizioni attorno a una festa che mescola fede, religione e anche paganesimo appare uno scippo, uno sfregio alla identità culturale e popolare di noi agrigentini. Le tradizioni non si toccano, sottolinea la presidente Anna Marino. Le celebrazioni di San Calogero non vanno stravolte, le nostre tradizioni, conclude, vanno rispettate, perché un popolo senza tradizioni è un popolo senza memoria e senza anima.